dal TG Sicilia le principali notizie di oggi. Omicidio Elena Del Pozzo, la madre Martina Patti condannata a 30 anni. La donna finse il rapimento della figlia di appena 5 anni e poi confessò il delitto. Dolore a Villa Abate per l'ultimo saluto ad Aurora, morta a 3 anni nel misterioso incidente avvenuto il 6 luglio. Palloncini bianchi hanno accompagnato la piccola bara. Violentissima rissa per non pagare il conto. A Palermo cresce l'allarme sicurezza. Calci, pugni, bottiglie rotte e 2 feriti in pieno centro. 2 persone arrestate e 2 denunciate. A Stromboli eruzione conclusa, ma l'attività del vulcano continua, ripristinati alcuni divieti. Situazione di tranquillità anche sull'Etna. A Catania lento ritorno alla normalità dopo la caduta di cenere. Caos cantieri A18, automobilisti in coda per ore sotto il sole tra Catania e Messina, chiuso lo svincolo di Acireale per lavori. C'era una volta il progetto di riqualificazione del verde urbano a Catania. Dopo la moria di arbusti al Boschetto della Playa, vi documentiamo il cimitero delle piante sul Viale Nitta a Librino. Al via il Taormina Film Fest, giunto alla 70ª edizione. Protagonisti dei Nastri d'Argento, 2 mattatori della commedia italiana, De Sica e Verdone, grandi amici nella vita e cognati. Calciomercato, il Catania annuncia il difensore di Gennaro, arriva dalla Carrarese e ha firmato un contratto di 3 anni. Trapani vicino a Pietro Ciotti. Dunque 30 anni di carcere per Martina Patti, la mamma che uccise la figlia Elena di 5 anni 2 anni fa a Mascalucia. La donna finse un rapimento e poi confessò il delitto. La piccola oggi avrebbe compiuto 7 anni. Giusy Lazzara. Martina Patti ha confessato il delitto della figlia Elena di 5 anni, ma non ha mai spiegato il movente. Alla fine del dibattimento, la prima corte d'assise di Catania l'ha condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio avvenuto il 13 giugno del 2022. Martina Patti uccise la figlia con diverse coltellate al collo e alla schiena e poi la seppellì dentro 5 sacchi neri in un campo vicino casa a Mascalucia. Dopo 2 ore di Camera di Consiglio sono state accolte le richieste del procuratore aggiunto del pubblico ministero che avevano sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della confessione della collaborazione dell'imputata, della sua età giovane equivalenti alle aggravanti contestate. L'accusa comunque è di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. Difficile comprendere questo delitto che nasce con la messa in scena di un rapimento e poi svela tutto l'orrore possibile. La sera prima di essere uccisa, Elena dorme dai nonni paterni. La mattina dopo la zia l'accompagna all'asilo e la madre la va a prendere e torna a casa a Mascalucia. Poi Martina Patti esce nuovamente con l'auto per creare un diversivo e ritorna nell'abitazione. È in quel lasso di tempo che avviene il delitto. Tra l'abitazione e il terreno abbandonato a 600 metri di distanza, dove la madre seppellisce il corpicino con una pala e un piccone che teneva in giardino. Tutto si offusca nella confessione della donna, ma per gli investigatori il movente potrebbe essere la gelosia nei confronti dell'attuale convivente dell'ex compagno, Alessandro Del Pozzo, padre di Elena. Il rancore cresceva nella mente della donna per l'affetto che Elena mostrava nei confronti della nuova compagna del padre. È il giorno del dolore a Villa Abate per l'ultimo saluto alla piccola Aurora, morta a 3 anni nell'incidente avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorso. Palloncini bianchi e magliette con la foto della bambina hanno accompagnato la piccola bara bianca. Maglio viola. Solo dolore nella giornata di lutto cittadino a Villa Abate, piccolo centro alle porte di Palermo, che questa mattina ha tributato l'ultimo saluto alla piccola Aurora, la vittima innocente dell'incidente di Via Nitta proprio a Villa Abate, avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Fuochi d'artificio, palloncini e magliette bianche con la foto della bambina stampata per accompagnare la bara bianca anch'essa dalla casa della famiglia fino alla parrocchia di Sant'Agata. Aurora ci guarda, ci custodisce con il suo sguardo particolare, ha detto Don Fabrizio Moscato durante la funzione religiosa. Uno sguardo
che era con degli occhi azzurri come il cielo e che oggi è diventato il cielo, ha aggiunto il sacerdote. In chiesa anche le maestre d'asilo della bambina che ne hanno ricordato il sorriso, l'esuberanza, la curiosità. Aveva una vita davanti ed invece si è tragicamente interrotta su una strada. Non c'è spazio per le domande sull'accaduto, ma soltanto per il dolore oggi. Piangono papà Rosario e mamma Cetti, i fratelli, piangono i nonni, gli amici, i parenti. La bara è stata accompagnata da un lungo corteo a cui ha preso parte tanta gente del posto rimasta sconvolta dalla tragedia. Oggi è il giorno del dolore, ha ribadito la zia della piccola Aurora, consigliere comunale a Villa Abate. Per la morte della bambina sono comunque indagati sia il padre che la madre e gli investigatori devono ancora ricostruire i fatti che restano circondati da un alone di incertezza, così come si aspettano notizie dell'autopsia rispetto alla quale nulla è trapelato. Tutto per non pagare il conto. È iniziata così la maxi rissa di ieri pomeriggio in via Macheda. Calci, pugni, bottiglie rotte e 2 feriti. Adesso scattano 2 arresti e 2 denunce. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo. Vediamo. Semplicemente non volevano pagare il conto al bar e visto che il presidio di polizia per la prima volta nelle ultime settimane non c'era in via Macheda ieri pomeriggio, hanno tentato di andarsene e quando sono stati affrontati dal proprietario è scattato il pestaggio. È stata ricostruita in mezza giornata la maxi rissa esplosa ieri pomeriggio in via Macheda a Palermo. Le manette sono scattate per 2 tunisini di 21 e 22 anni, mentre la denuncia a piede libero per 2 bengalesi di 37 e 36. La rissa ieri pomeriggio è finita con 2 feriti, uno lieve, mentre il titolare del bar ha avuto la peggio, è stato colpito con una bottiglia in testa ed è stato necessario soccorrerlo con un'ambulanza e portarlo al pronto soccorso per la medicazione. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri. I 2 tunisini sono noti alle forze dell'ordine perché stazionano in via Fiume quasi tutto il giorno. Entrambi erano già stati coinvolti in un'altra rissa durante la quale un altro tunisino è stato pestato, quella volta da un gruppo di palermitani, nel corso di una spedizione punitiva finita con un 17enne in rianimazione. Risse che continuano a susseguirsi nella zona più a sud di via Macheda, più vicina alla stazione centrale. Una zona che per i palermitani è da considerare ormai terra di nessuno, di confronto continuo fra gruppi di palermitani ed extracomunitari di varie etnie. Un allarme sicurezza che si allarga dunque in città. Non solo le risse nei locali della Movida, ma adesso anche gli scontri fra bande di strada. Emergenza Cenere, a Catania lento, ritorno alla normalità con la macchina organizzativa non ancora rodata. Il consorzio Gema, lavoriamo in situazione di grave emergenza. A Picanello probabile apertura domenicale dell'isola ecologica. Tonino De Mana. La priorità sono le strade verso ospedali, stazioni, grandi assi viari di collegamento, centro storico e zone commerciali. L'attualità è quella che bisogna recuperare il terreno perduto perché la Cenere lavica è depositata su Catania da ben 8 giorni, con cittadini ed amministratori locali sull'orlo di una crisi di nervi. Snervante attesa per rimuovere tonnellate di sabbia vulcanica che sta mettendo a repentaglio la salute dei catanesi, alle prese con strade pericolose. Negli ospedali sono tanti gli accessi per cadute causate da cenere, per non parlare del pulviscolo che viene respirato. Anche per questo le ditte che si occupano della pulizia sono costrette a rispettare orari e protocolli, come conferma Fabrizio Patania del consorzio Gema. La gente è esasperata per via delle temperature e per via del sollevamento delle polveri. È chiaro che è una situazione di emergenza estremamente grave che da decenni non si verificava soprattutto nella parte centrale della città. Ci sono molteplici criticità legate soprattutto all'orario di intervento. È possibile solo intervenire la notte in una fascia oraria tra mezzanotte e le 6. Macchina organizzativa che deve essere ancora rodata. Ieri abbiamo documentato le difficoltà al centro di raccolta comunale di Picanello, con gli addetti al servizio costretti a rispedire al mittente i cittadini che portavano sacchi di cenere lavica. Dopo il nostro servizio qualcosa si muove. Adesso abbiamo liberato le casse scarrabili, abbiamo disponibilità e programmato un servizio che prevede anche probabilmente l'apertura domenicale. Sullo sfondo l'immancabile inciviltà, con decine di sacchetti che continuano ad essere riversati davanti ai cancelli nelle ore di chiusura dell'isola ecologica. A Stromboli la situazione è tornata tranquilla, anche se l'attività del vulcano continua e vengono ripristinati alcuni divieti. C'è chi si domanda inoltre se possa essere collegata a quella dell'Etna. Francesco Triolo.
Stromboli ed Etna non sono direttamente collegati, a chiarirlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, rispondendo a chi si chiede se le eruzioni dei due vulcani siciliani negli stessi giorni siano frutto di qualcosa di più che una coincidenza. La situazione a Stromboli adesso si è tranquillizzata dopo l'esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri. La paura è stata tanta, anche se è durata lo spazio di 3 ore circa. I bagnanti sono stati fatti allontanare dalla spiaggia, così come i residenti nelle aree limitrofe al mare, indirizzati verso il centro di raccolta antistante la chiesa di San Vincenzo, ubicata in quota sicurezza tsunami. Qui in via precauzionale sono state distribuite mascherine per proteggersi dalle esalazioni di gas e bottiglie d'acqua. Si è registrata qualche scena di panico con protagonista qualche vacanziere, subito comunque tranquillizzato dagli strombolani. In chiesa invece i volontari hanno intrattenuto i più piccoli. Contestualmente nelle isole di Panarea, Lipari, Saline e Vulcano è scattata l'allerta spiagge, ma non ci sono state evacuazioni, solo la presenza sui luoghi delle forze dell'ordine con il coinvolgimento dei titolari dei lidi e di altre strutture balneari. Allertati anche i tanti mezzi nautici pubblici e privati in navigazione in questo periodo del mare eoliano sono stati ripristinati. Intanto i divieti previsti nelle ordinanze, che erano state allentate e bloccato l'accesso ai sentieri che portano a quota 100 a Stromboli e quota 90 a Ginostra, restano momentaneamente ferme le mini crociere e la Capitaneria di Porto non ha modificato l'ordinanza relativa alla distanza obbligatoria di 300 metri dalla costa e 2 miglia dalla Sciara del Fuoco. Intanto sull'isola c'è grande fermento tra le attività turistico-ricettive, che parlano apertamente di uno tsunami economico ed invitano il sindaco Riccardo Gulla a continuare nel percorso verso la normalizzazione intrapreso nei giorni scorsi, con il via libera alle scalate e all'arrivo contingentato delle imbarcazioni da minicrociere da Sicilia e Calabria. Nell'isola infatti fioccano le disdette da parte dei turisti e già una struttura ricettiva ha chiuso i battenti per assenza di clienti, con conseguente licenziamento del personale. C'è sempre un nuovo disagio da raccontare sulla A18, oggi sull'autostrada tra Catania e Messina. A complicare la dura vita degli automobilisti in coda anche la chiusura dell'uscita per Acireale. Roberta Lunghi. Della vergogna e del paradosso. I riferimenti sono tutti per la situazione sulla A18 tra Catania e Messina, in un percorso che definire a ostacoli è riduttivo e che scatena sistematicamente sentimenti opposti tra gli automobilisti, tra chi impreca per le file interminabili vissute con l'aggravante del grande caldo e chi vive rassegnato le ore di coda. Oggi si è consumato il paradosso, perché se da una parte, oltre ai frequenti restringimenti, si è aggiunto anche il disagio della chiusura dello svincolo di Acireale dalle 6 e fino alle 14, limitatamente alla rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania per lavori di ripavimentazione, dall'altra si plaude a un risultato raggiunto dopo 9 anni, e cioè la riapertura del tratto all'altezza di Letojanni, che era stato colpito da una frana. Di fatto però si viaggerà fino al 20 luglio con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso, a seconda delle esigenze, nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34 in entrambe le direzioni di marcia, sia di giorno che di notte. Tornando alla vergogna, nessun sospiro di sollievo per gli automobilisti che oggi hanno superato a passo d'uomo la chiusura dello svincolo di Acireale. Ad attenderli infatti un altro disagio, divenuto quasi un'abitudine, la congestione fino a Giarre per altri lavori non ancora completati della lenta sostituzione dei guardrail. Il tutto in un'autostrada con pagamento del pedaggio sempre attivo. Dopo la moria di arbusti al Boschetto della Playa vi documentiamo un altro esempio di spreco di denaro pubblico, con un cimitero delle piante sul Viale Nitta a Librino. Il consigliere Iannone: qui è un disastro ambientale. Tonino De Mana. Una spianata desertica dove lo sguardo si disperde e poi inesorabilmente si posa su decine e decine di piante che dovevano servire per riqualificare le spine verdi di Librino, ma che ora certificano l'ennesimo spreco di denaro pubblico con un progetto coperto da fondi europei, bruciato in pochi mesi. Dopo lo scempio al Boschetto della Playa, con decine di piante morte o in agonia, sul Viale Nitta tra enormi palazzi non ci sono specie arboree in sofferenza. Qui sono tutte morte. Non si è salvata una sola pianta. In mano in questo momento ho le plastiche che sono state utilizzate per proteggere le piccole piantine, che in questo momento rischiano di degradarsi nel territorio, emanando appunto microplastiche che inquinerebbero solamente l'ambiente. L'impianto di irrigazione non è mai entrato in funzione. A marzo la piantumazione, a luglio l'essiccazione.
Abbiamo praticamente dato in pasto al caldo arido della stagione estiva migliaia di piante che potevano realmente servire per rimboschire quest'area. È combattivo Salvatore Iannone, che punta il dito anche contro le associazioni ambientaliste cittadine. Mi chiedo dove sono le principali associazioni ambientaliste, si spendono tanto per Catania, il centro di Catania, Villa Bellini, non è anche questa Catania. A Librino, l'ennesima occasione persa. Anche a Siracusa la Polizia di Stato diventa green. Presentate oggi 2 nuove auto elettriche che ampliano la flotta del commissariato di Ortigia. Siamo saliti a bordo per provarle. Francesco Aloi. Una Pantera della polizia in Piazza Duomo, nulla di straordinario, se non che un'auto totalmente elettrica. Esserci sempre quindi, ma rispettando l'ambiente. E così da adesso a Ortigia ci sono 2 nuove auto ad emissioni zero. La Polizia di Stato diventa sempre più green anche a Siracusa. Sì, questo è un aspetto importante, anche questo, far sì che operiamo senza, come dire, con impatto zero sull'ambiente, quindi è un altro aspetto sul quale noi ci siamo soffermati. Autonomia dichiarata di 361 km e velocità massima di 150 km orari. La flotta del commissariato di zona così diventa ancora più ricca. Sono veicoli silenziosi a impatto zero che aiuteranno soprattutto le pattuglie appiedate qualora ce ne fosse bisogno. Lampeggianti e sirene sono pronti ad essere attivati. Le prime Pantere ecologiche sono arrivate lo scorso dicembre nelle strade di Roma e Milano, ma ce ne sono alcune anche in Vaticano e da oggi possiamo vederle tra i vicoli di Ortigia. Sicurezza ad inquinamento zero. Sono controlli più capillari, sì, e mirati. Livrea bianco-azzurra e divise fanno sentire più sicuri residenti e turisti. E adesso lo spettacolo, 2 cognati celebri, De Sica e Verdone, premiati ai Nastri d'Argento, che tornano a Taormina per aprire la 70ª edizione del Film Fest. Riconoscimenti importanti, nomi della commedia italiana e una settimana di proiezioni e incontri. Eva Spampinato. La prima giornata della Taormina Film Festival si apre con il ritorno dei Nastri d'Argento al Teatro Antico e l'arrivo di 2 icone della commedia italiana, Carlo Verdone e Christian De Sica, uniti da sempre, prima da una grande amicizia che li ha portati ad essere compagni di banco al liceo e poi da una parentela che li ha trasformati in cognati. Grande rispetto e soprattutto abbiamo riso molto di noi stessi e ci siamo presi molto per il culo e questa è stata la nostra formula di grande successo sia tra noi due che tra me e mia moglie. I Nastri d'Argento premiano l'eccellenza della commedia italiana e il valore che essa rappresenta. È un farmaco antidepressivo. Anche se tu vai a prendere il cinema dal neorealista, dentro c'è sempre molta commedia, c'è anche molta ironia. Noi abbiamo continuato nella tradizione però raccontando dei tic, delle fragilità, dei difetti diversi rispetto a quelli che raccontavano e rappresentavano i grandi colonnelli della risata, così venivano chiamati. Io ho cercato con un sacco bello di dare un po' una sterzata, ecco, quindi di uomini più fragili, più deboli, vittime in qualche modo della personalità delle donne, cosa che invece prima avveniva il contrario, erano loro che rimorchiavano le donne, quindi era un film molto maschile, molto maschilista. Tutta quella commedia oggi come oggi col politicamente corretto dovrebbe essere presa e buttata al cestino. Io se dovessi fare un film di Natale oggi mi vado carcerato. Per entrambi il legame con Taormina è fortissimo. Il primo premio importante che ho preso l'ho preso lì, un Davide di Donatello con Sacco-Bello e mi ricordo fu una serata veramente piena di emozioni. E io il primo Davide Donatello che poi purtroppo me l'hanno rubato perché allora i Davide Donatello li faceva Bulgari, quindi erano d'oro, come rivelazione dell'anno per un film che appunto si chiamava Giovannino, da un romanzo di Ercole Parti ed è stato il mio primo Davide Donatello vinto qui, è stato il primo premio importante come per lui. La 70ª edizione del festival diretto da Marco Müller prende il via ufficiale con un tocco di glamour e tante attese, tra cui l'arrivo in città dei divi di Hollywood, Nicolas Cage e Sharon Stone.
2 ore di concerto tra grandi classici e brani inediti. Il volo ieri ha entusiasmato e commosso i 5.000 presenti all'Arena della Villa Bellini per il Summer Fest. Per il trio che festeggia i 15 anni di carriera, cantare a Catania è stato come sentirsi a casa. Roberta Lunghi. Felici di essere in concerto per la prima volta in 15 anni a Catania. Una felicità non solo dichiarata, ma trasmessa con la forza delle canzoni e nello scambio di energia con il pubblico. Il volo a Catania per la rassegna Summer Fest 2024, nell'anno dei suoi 15 anni di carriera, si è raccontato con un viaggio nel tempo e nei generi in 2 ore serrate di musica, davanti al pubblico attento, appassionato e decisamente trasversale che ha affollato la Villa Bellini. Il colpo d'occhio dell'Arena nel piazzale delle carrozze con 5.000 presenti è lo specchio di un successo annunciato. Piero Barone e Ignazio Boschetto, siciliani con Gianluca Ginoble, hanno entusiasmato il pubblico della Villa Bellini con una scaletta ricca di emozioni. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. In scaletta anche le canzoni inedite del nuovo progetto discografico Ad Astra e il singolo capolavoro presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Cantare in Sicilia è un ritorno a casa, ha raccontato il trio in vista della prima data siciliana. Canteremo per voi, con voi e per la nostra terra. E così hanno fatto, accompagnati dai cori dell'Arena. Un amore così grande, un amore così grande ha scatenato applausi e lacrime dal palco in un assoluto crescendo di emozioni e voce fino a un classico da standing ovation. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, prosegue il lavoro del Palermo in ritiro, il tecnico Dionisi lavora sulla difesa a 4, sul mercato si attende l'ufficialità per 3 nuovi innesti. Marco Gullà. Sudore, allenamenti e lavoro. Il Palermo prosegue la preparazione in quel di Livigno. Il tecnico rosanero Alessio Dionisi sta cominciando a lavorare sulla tattica, dedicandosi in prima persona alla fase difensiva. La certezza è la linea a 4, provata dall'inizio del ritiro. Si riparte dai 53 gol subiti nella scorsa stagione, troppi per una squadra che ambisce a traguardi importanti e quasi dagli stessi giocatori. Urge un cambiamento, un nuovo look. Intanto negli uomini, Nicolao e Pierozzi, in attesa di essere ufficializzati, dovranno dare un volto nuovo alla retroguardia. In avanti invece sta per arrivare Thomas Serri, poi si ripartirà da punti fermi come Filippo Ranocchia. Sì, sicuramente come hai detto tu ogni allenatore ha le sue richieste, sono differenti. Il mister la prima cosa che ha chiesto in questo ritiro è soprattutto a livello caratteriale, quindi ha chiesto disponibilità, entusiasmo e propensione a fare quello che ci chiede. Poi le richieste tattiche, tecniche che chiederà, io come tutti gli altri saremo pronti ad eseguirle in campo. Andiamo alle cessioni. Soleri e Aurelio allo Spezia, Piacelli ormai è fatta con il Catanzaro. Ed è arrivata nel pomeriggio l'ufficializzazione del difensore Matteo Di Gennaro. Dalla Carrarese ha firmato un contratto sino al 2027. Il Trapani invece ha tesserato con contratto biennale il difensore Pietro Ciotti. Francesco Triolo. Era attesa ed è arrivata l'ufficialità. Matteo Di Gennaro, un nuovo difensore del Catania. Il giocatore, classe 94, è reduce dalla promozione ottenuta lo scorso anno alla Carrarese con cui ha vinto i playoff, la terza in B della sua carriera. Ha firmato un contratto di 3 anni, così come gli altri tesserati. Di Gennaro è a Catania per sottoporsi alle visite mediche che danno il via alla nuova stagione. Tutto questo mentre il direttore sportivo Faggiano continua a pressare il Vicenza per portare il rosso-azzurro anche il centrocampista Nicola Dal Monte e il difensore Mario Iardi, sui quali c'è parecchia concorrenza, soprattutto di Juve Stabia e Avellino.
In attacco il sogno continua ad essere Simone Corazza. Mimmo Toscano lo conosce bene per averlo allenato, ma sull'attaccante ex Regina Cesena ci sono anche Benevento e Potenza. A Messina è tutto fermo, trattativa per la cessione del club che solo nella prossima settimana può entrare nel vivo, ma i tempi per organizzare la società e costruire la squadra diventano sempre più stretti. Il ritiro sarebbe stato individuato, si dovrebbe svolgere inizialmente a Castelbuono. A Trapani è stata rinviata la firma sul contratto di Nermin Karic. Il centrocampista, per problemi personali, ha dovuto ritardare il rientro in Italia, che avverrà nelle prossime ore, e firmerà l'accordo che lo legherà al Trapani dopo l'esperienza al Benevento. Mentre oggi è arrivata l'ufficialità di Pietro Ciotti, classe 99, difensore che arriva in Granata da svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale. Nell'ultima stagione, in Serie D, ha militato nella Vibonese, dove ha messo a segno 11 reti in 33 presenze. E chiudiamo con una notizia che riguarda il calcio Catania. Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domiziano Tirelli, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla società fino al 30 giugno del 2026. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.